Buonasera e bentrovati in questa penultima puntata di Fatti Nostri di questo 2009 che si sta chiudendo e che ci sta portando a tracciare alcuni bilanci in alcuni temi che ci sono particolarmente cari. Questa sera parliamo di famiglia e la domanda un po' provocatoria che rivolgiamo anche a voi, potete dare qualche risposta anche con i vostri SMS, fra poco vedrete anche il numero degli SMS, ma chi aiuta la famiglia a metà? Perché la famiglia a metà? Lo spiegheremo nel corso della trasmissione. C'erano una volta le famiglie numerose che contavano 7, 8, 9 figli e anche di più. Oggi ne bastano 4 per rientrare in questa categoria e per rientrare anche in bandi pubblici per poter ottenere dei finanziamenti. È una famiglia che sta cambiando notevolmente. Ci sono famiglie che si spezzano, un tempo appunto c'erano una volta i divorzi, le separazioni che facevano notizia nei paesi, oggi quasi non fanno più notizia perché stanno crescendo e stanno ponendo molti problemi. Un quarto di famiglie, pensate, sono a rischio di povertà e lo ha evidenziato proprio in questi giorni una indagine che è stata presentata dalla Fondazione Zancan di Padova e in cui è stato messo in risalto in maniera particolare questo dato, che le famiglie più esposte oggi alla povertà sono proprio le famiglie in cui si contano separazioni, si contano divorzi, soprattutto nelle fasi iniziali di questo che è comunque e resta, e lo sentiremo anche dalle testimonianze che abbiamo raccolto, un dramma anche per chi lo vive e per chi fa questa scelta di separarsi. Ma sentiamo in questa scheda di Valentina Voi quali sono i dati che sono emersi da questa ricerca della Fondazione Zancan di Padova. Il 2010 sarà l'anno europeo di lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Una lotta che ha bisogno di un impegno continuo perché il fenomeno della povertà è ancora allarmante in Italia e in Veneto. Una situazione tratteggiata da Fondazione Zancan e Caritas Italiana nel rapporto 2009 sulla povertà in Italia, che evidenzia come l'11% delle famiglie italiane viva in una condizione di povertà. Un rapporto dal titolo significativo, Famiglia in salita, in quanto il fenomeno rischia di toccare in modo particolare le donne sole con figli. Ecco, un'area di povertà che si va espandendo nasce dalle crisi familiari, dalle fragilità della famiglia, che genera famiglie separate, e quando una famiglia si separa comunque c'è la responsabilità dei genitori di far crescere i figli, però essere insieme o essere separati vuol dire avere necessità di due case, avere spese che ognuno deve sostenere, e quindi si va espandendo in maniera molto preoccupante la povertà al femminile delle madri sole con figli, ed è, direi, questa una delle priorità a cui dare maggiore attenzione in questo momento. Concorda con la prospettiva di Fondazione Zancan anche l'Osservatorio regionale sul costo del credito, che ha pubblicato un rapporto promosso da Caritas e Fondazione Responsabilità Etica. Nel 2010 una famiglia su 4 tra quelle che acquisteranno la casa chiedendo un mutuo sarà a rischio povertà a causa di una rata che mangia il 30% del reddito. Sono maggiormente a rischio i nuclei composti da una sola persona o da un genitore con i figli a carico. Il rapporto indica due possibili scenari a seconda dell'andamento del mercato. Sia in uno scenario di ripresa economica, sia in caso la crisi continui a peggiorare, la percentuale di madri sole a rischio povertà è di circa il 30%. Una situazione spesso aggravata dal fattore casa e per la quale non si fa ancora abbastanza. La povertà non è soltanto povertà di mezzi, ma è povertà anche di abitazione. Quando si rompe una famiglia, se la famiglia è in casa propria, uno dei due rimane senza casa, ma se la famiglia è in affitto deve cercare l'affitto e deve pagarlo da solo, e questo diventa sempre più difficile perché soprattutto nelle zone abitate, ecco. Tengo presente questo aspetto perché quello delle famiglie, secondo la nostra ricerca, è una delle criticità più gravi, più pesanti riguardo alla povertà, nel senso che manca una politica di sostegno alle famiglie, soprattutto rapportata all'estensione della famiglia stessa.
Bene, di questi temi ci occupiamo questa sera insieme ai nostri ospiti che vi presento subito. Abbiamo l'assessore alle politiche sociali del Veneto Stefano Valdegamberi, che tra l'altro ci porta anche un regalo questa sera. Io l'ho visto dalle notizie di agenzia di oggi, ma ne parleremo dopo. È un qualcosa che riguarda il mondo della famiglia in ogni caso. Abbiamo Sandra Piva, che è Presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Castelfranco Veneto, che è qui anche per una ragione un po' particolare. Castelfranco Veneto è una dei comuni della regione che si sono aggiudicati, che sono stati tra i primi assegnatari di un bando di concorso della regione per l'abbattimento dei costi di servizi per la famiglia con numero di figli pari o superiori a 4, quelli di cui parlavo prima, quelli delle famiglie numerose. Abbiamo il presidente di un'associazione che è l'associazione SPES di Padova, Dino Scantamburlo, SPES come speranza, ma che è l'acronimo di servizi alla persona educativi e sociali, che domani, per chi ci segue in diretta questo venerdì sera, quindi domani sabato, inaugura a Padova un centro per le famiglie che si chiama Crescere Insieme. Ce ne parlerà tra poco, e che si tratta di una iniziativa tra le poche che si possono contare non solo a livello regionale. E poi la professoressa, la dottoressa Paola Milani, psicopedagogista, psicologa, anche se non lo diciamo, facciamo finta di no, psicopedagogista dell'Università di Padova, che tra l'altro conoscete anche per uno dei programmi che stiamo facendo sulla famiglia, che è Genitori si diventa, che collabora appunto con noi alla realizzazione di questo programma. Dei temi che in qualche maniera abbiamo anticipato, ci occuperemo tra pochissimo, vedremo anche dei servizi, sentiremo delle testimonianze, tra poco dopo questa breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Eccoci ancora insieme per affrontare un po' questo tema, il tema della famiglia, chi aiuta la famiglia, come va aiutata la famiglia e come dire, siamo a fine anno, quindi è sempre tempo di bilancio a fine anno, ma questo è un anno un po' particolare perché siamo anche a fine legislatura per quel che riguarda la Regione Veneto e dunque chiaramente ho invitato l'assessore Valdegamberi anche per tracciare, diciamo, una sorta di bilancio, ma per capire soprattutto a che punto siamo e che cosa va fatto, anche sulla base di quello che ci diremo e che diranno anche i nostri ospiti questa sera. Io dicevo prima, quindi farei intervenire subito su questo, molto brevemente, un piccolo diciamo, regalo della Giunta di questi giorni a un tema che non è propriamente ed esclusivamente la famiglia, ma che è abbastanza attinente. Parlare di famiglia bisogna parlare a 360 gradi, un tema molto complesso e di fondamentale importanza oggi. Il provvedimento che lei richiama si tratta di un piccola attenzione concreta che abbiamo voluto dare come Regione a un'azione sussidiaria che viene svolta dai centri di aiuto per la vita, che sono questi centri di queste associazioni di persone, di volontari che in maniera concreta aiutano le situazioni di emergenza, di difficoltà, dove c'è il rischio per esempio della vita, dell'aborto, della vita di una persona, di un individuo, e quindi aiutano madri, ragazze madri che nel supportarle ad accettare e accogliere il nascituro, il figlio, magari le danno un aiuto economico, un aiuto sostegno psicologico, la possibilità di un lavoro, di un inserimento. Aiutano anche però coppie che magari hanno perso il lavoro e dove un figlio in più potrebbe significare un problema per la famiglia, cosa assurda, visto che poi potremo dire con più calma nella trasmissione, quando un figlio in più nel nostro paese, nella nostra regione, dovrebbe essere considerato un valore per la collettività, oggigiorno invece diventa un motivo spesso per scendere sotto la soglia di povertà, e questo è un grande paradosso della nostra società. Ecco, quindi situazioni di difficoltà della famiglia dove intervengono a supporto e spesso queste difficoltà si riscontrano proprio nella famiglia dimezzata, frazionata. Oggigiorno siamo in una società
che ahimè tende sempre più a frazionare, a individualizzare, parcellizzare. Noi dobbiamo cominciare a lavorare per ricomporre, altrimenti ci troveremo con un sistema del welfare non più sostenibile neanche dal punto di vista finanziario, e quindi credo che il compito delle istituzioni è quello e della Regione in primo luogo è quello di valorizzare nel principio di sussidiarietà quelle espressioni che sono più vicine ai cittadini, quella comunità familiare per esempio, di cui la comunità familiare è una di queste espressioni associative, la principale, e perché all'interno della famiglia si manifestano cioè vengono perseguite delle finalità che sono anche finalità collettive per certi aspetti, cioè il fatto educativo, l'educazione dei figli. La famiglia è la prima agenzia di educazione dei figli, quindi una buona educazione significa creare dei buoni cittadini del domani, e il fatto di essere la famiglia ammortizzatore sociale, se c'è una famiglia solida fa da ammortizzatore sociale, c'è una solidarietà naturale intergenerazionale. Ecco, questo e tanti altri sono dei valori che quando si spezza la famiglia vengono meno, quando la famiglia entra in difficoltà, e deve subentrare lo Stato, le istituzioni a sostituirsi in alcuni casi a queste finalità che vengono naturalmente svolte dalla famiglia. Certamente se lo Stato fa questo lo fa a costi ben maggiori, ecco quindi che quindi la famiglia diventa un valore etico, sociale, ma alla fine diventa anche un valore economico, un interesse per la collettività. Certo. Ecco, l'altro elemento di novità, dicevo appunto domani per chi ci segue in diretta, quindi sabato viene inaugurato a Padova questo centro per le famiglie Crescere Insieme, avevo detto associazione, sbagliando, è un IPAB, quindi un ente di diritto pubblico, si chiama appunto SPES. Presidente, a che cosa serve questo centro? Allora, SPES prosegue con la sua attività, diciamo, normale, che è quella di accogliere in comunità mamme che vivono situazioni di disagio, mamme quindi con bambini, con relativi bambini, e abbiamo le comunità nelle quali vengono mandate dal Tribunale, dai servizi sociali delle ULS, dai servizi sociali del Comune. Vengono situazioni ultimamente soprattutto con disagio psichico. Questa un po' è una novità che in passato non c'era, in passato era più una povertà economica che generava situazioni di difficoltà e di crisi. Oggi parecchie di queste donne, anche straniere, immigrate, presentano questo tipo di disagio, oppure una conflittualità familiare che arriva anche ad azioni, a gesti violenti, oppure coppie miste che magari le donne sono straniere immigrate, quando arriva il bambino, quando è arrivato, si crea una situazione di lacerazione che non regge. Per cui arrivano queste donne, fanno l'esperienza di comunità. La nostra non è comunità, non sono comunità terapeutico-riabilitative, ma comunità educative. E poi si fa tutto un progetto individualizzato in attesa di poterle collocare in appartamento di autonomia, lo chiamiamo, nel quale sono seguite per una trentina di ore alla settimana da personale di SPES specializzato a questo scopo, e in attesa di recuperare quella piena autonomia che possa reinserirle nella rete piena di lavoro e di relazioni. E questa è l'attività diciamo tradizionale in un certo qual modo, che comunque mantiene una attualità assolutamente molto forte. A fianco di questo, domani SPES dà vita al Centro per le Famiglie Crescere Insieme. La cosa nasce da un bando regionale di pochi mesi fa che ci ha permesso di partecipare, e speriamo che in futuro si possa anche fruire di ciò che il bando prevedeva, e nasce anche dall'esperienza che SPES ha accumulato in questi anni, e accanto alle comunità c'è poi un'azione educativa che viene svolta per l'infanzia mediante asili nido, scuole dell'infanzia e scuola primaria. Quest'anno sono circa 1 migliaio i bambini che vengono seguiti in queste strutture educative di Padova città e di vari comuni della provincia. Bene, allora Crescere Insieme vuole essere un centro che vuole offrire un supporto di tipo essenzialmente pedagogico-educativo ai genitori oggi, a tutti i genitori non solo delle strutture frequentate presso SPES, ma anche agli altri genitori della città, dove possano incontrarsi tra di loro, dove possano più genitori stare insieme ai loro bambini,
fare laboratori creativi con loro, abbiamo anche iniziato qualche sperimentazione, dove possa essere offerta una consulenza su problematiche educative di supporto quindi a questa funzione che l'assessore diceva essere fondamentale, come in effetti lo è. E quindi partiamo appunto domani con l'ausilio sia di personale di spesa sia di personale esterno che ci offrirà delle consulenze, ci rivolgiamo a pedagogiste, ad assistenti sociali e quindi vuole essere un aiuto, un supporto, un sostegno forte ai genitori, a coloro che stanno per diventare genitori o che già lo sono, rispetto a una serie di problematiche sia normali, quotidiane, sia in qualche caso anche eccezionali, diciamo, che oggi i genitori incontrano. Genitori che mancano spesso di una rete familiare che un tempo aiutava, sosteneva, lo vediamo anche nella prima parte del mio discorso, cioè le mamme che arrivano, il problema è quello della solitudine a un certo momento, il partner non c'è più, scompare, quando torna poi mentre sono in comunità o nell'appartamento viene spesso a creare un disturbo per loro, oppure cerca magari di inserirsi nell'appartamento per avere un posto dove alloggiare, oppure ai momenti nei quali il giudice ha stabilito quando può venire a visitare i figli. Ecco, però per il resto è una figura assente. Certo. Ecco, qui si tratta di situazioni un po' particolari, anche se, come abbiamo capito, la risposta di questo centro Crescere Insieme è anche la risposta a un'esigenza che probabilmente è diffusa, a una mancanza di rete che oggi viene probabilmente percepita, ma su questo la dottoressa Milani avrà sicuramente qualcosa da dire di più. Io, prima di entrare nel merito, vorrei però presentare un altro servizio. Noi siamo andati, anzi Cristina Pagnin è andata per noi nel Veneziano in una famiglia cosiddetta numerosa, 4 figli. Fino ad alcuni anni fa non era così, 4 figli erano quasi la norma, e oggi 4 figli sono un numero elevato. Ebbene, come se la cava una famiglia con 4 figli? Queste le domande e questa è la ragione per cui è entrata in questa famiglia. Proviamo a sentire. Marco ha 43 anni, fa il perito industriale, è sposato e ha 4 figli. La più grande 17 anni, la più piccola 7. Un solo stipendio per 6 persone. Come si fa? Ma con gli anni abbiamo imparato, la famiglia è cresciuta per fortuna con una certa progressività ma lentamente, quindi abbiamo imparato ad ottimizzare queste spese e quindi risparmiando sulle vacanze prima di tutto, risparmiando anche sulle manutenzioni di casa, arrangiandosi quando si rompe qualcosa, cercando le tariffe migliori per quanto riguarda certe bollette. Quest'anno una settimana di vacanza la famiglia Dalprà se l'è concessa perché finalmente sono arrivati gli assegni familiari, ma tra il mutuo della casa e il carovita far quadrare i conti non è facile, a cominciare dalle bollette. Quelle dell'acqua sono le più care e per chi ha consumi elevati non ci sono sconti. No, non ci sono sconti, anzi in Italia c'è un meccanismo perverso che più acqua consuma una famiglia, a prescindere da quanti sono in casa, più aumenta il prezzo. Questa è una situazione veramente paradossale, siamo al contrario di quello che dovrebbe fare lo Stato, di aiutare le famiglie, soprattutto i giovani e i figli piccoli. Anche il cibo è una voce significativa nel bilancio familiare. 3 pasti al giorno per 6 persone non sono uno scherzo. La spesa effettivamente è una voce importante, però noi ci teniamo anche alla salute, quindi avevamo provato la strada dei cibi, diciamo, a cercare il risparmio massimo, però abbiamo visto che è meglio diciamo, farci le cose da soli, tipo alle volte ci facciamo il pane, con certe diciamo, accortezze, ci si fa la pizza invece che andare a mangiare fuori. Niente merendine? Niente merendine, ci si fa i biscotti, il forno diciamo, è sempre acceso, è molto acceso, quindi diciamo, ci sono tanti escamotage. Un altro è stato cercare anche una certa fiducia dal negozio di quartiere che magari conosce un po' la nostra situazione e quindi ci viene incontro per certe cose. Lo sconto sui generi alimentari sembra un'inezia e invece a fine mese aiuta, così come di grande sostegno la rete solidale di amici e parenti, che funziona anche per i vestiti. Qui è stata importantissima la solidarietà di altre famiglie, compagni di scuola, insomma vicini di casa, il vestiario che è arrivato a casa nostra tramite
diciamo, l'amicizia, la solidarietà è stato veramente tantissimo, dei più piccoli ai più grandi, scarpe, giacche, magliette, pantaloni, anche perché i maschi i vestiti li distruggono, durano pochissimo e le femmine sono molto più brave. E quindi diciamo che la necessità ci sarebbe, quindi questa solidarietà ci è servita veramente tante, anzi vorrei anche ringraziare la tanta gente che ci ha dato una mano. Tra l'altro i tuoi figli fanno tutti sport, anche quello costa. Sì, anche lo sport costa, anche qui diciamo un piccolo escamotage. Per fortuna 3 su 4 hanno scelto lo stesso sport, quindi la palestra diciamo, ci ha molto agevolato, diciamo 3 clienti, tutti di botto, insomma ci ha fatto anche loro, ci hanno fatto un buono sconto. Fondamentale poi è il tam-tam tra le famiglie per ottenere contributi e agevolazioni, perché non sempre le informazioni sugli aiuti sono chiare ed efficaci. In ogni caso, una proposta per sostenere le famiglie numerose come la sua, Marco ce l'avrebbe. Ci piaceva moltissimo la scelta di proporzionare la fiscalità, diciamo, in base al numero di componenti che ci sono in famiglia, il cosiddetto quoziente familiare. Oggi si è perso, il governo ha detto che costava troppo, ma secondo noi il quoziente familiare serve per riequilibrare un po' la fiscalità, cosa che oggi non è, e tra l'altro ha dei meccanismi veramente contorti che complicano le buste paga, complicano le contabilità, i modelli fiscali, il 730, l'unico. Secondo noi era un sistema anche per semplificare tutto il mondo fiscale, quindi un doppio guadagno sia per le famiglie sia anche per lo Stato per avere una più chiara gestione della fiscalità. Qui vedo un bellissimo albero di Natale, i regali ve li farete? Sì, penso di sì, saranno regali sobri, ma penso proprio di sì. Quanti di noi non si saranno rispecchiati in questa situazione e molti di noi avranno detto ma non occorre essere una famiglia numerosa diciamo, per porsi questo tipo di problemi, cercare di fare questi calcoli, ma immaginate voi con 4 figli, credo sia sicuramente qualche problema in più. Io vorrei sentire da Sandra Piva su questa base. Ecco, voi avete partecipato a questo bando di concorso regionale, tra l'altro proprio per le famiglie numerose. Quali sono i problemi, quali sono le possibili risposte che un comune può dare a situazioni di questo tipo, diciamo non solo dal punto di vista economico, poi sentiremo anche dal punto di vista psicologico quale può essere lo stato di salute della famiglia. Sì, innanzitutto con questo progetto che noi abbiamo presentato, che era riferito alle famiglie con 3 o più figli, non 4 o più figli. Già 3 sono Quindi tanti. Già 3 sono tanti. Già 3 sono tanti. Si è cercato di mettere a punto delle azioni, degli interventi che potessero mirare a quella serie di attività, tutta una serie di attività utili per la famiglia, che servono a sollevarla sotto un certo aspetto, sollevarla sia da un punto di vista economico, anche da un punto di vista del tempo, cioè lasciando più tempo libero alla famiglia. Partendo ad esempio dal trasporto, il mezzo di trasporto che serve alla famiglia per recare i figli, portare i figli a scuola. Quindi l'agevolazione è fatta al terzo figlio, ma con una percentuale di sconto anche per il secondo come per il primo, quindi il terzo viene esonerato dal pagamento della retta del trasporto, il secondo viene ridotto. Il secondo viene ridotto in pratica per il 40 e l'altro per il 20, quindi c'è un ammortamento, un decurtamento della spesa certamente importante e notevole. Quindi dà un'agevolazione sia dal punto di vista del costo per una famiglia con 3 figli, sia anche del tempo, perché una mamma che deve portare 3 figli a scuola sicuramente ha un notevole carico, se pensiamo poi che deve andare magari poi a lavorare, è occupata in altre situazioni. Poi il problema mensa, che anche questo rappresenta una quota di spesa notevole, in quanto molti sono i ragazzini che frequentano a tempo pieno, a tempo prolungato le nostre scuole e l'ammontare di spesa, soprattutto per chi ha famiglie importanti dal punto di vista numerico, è grande.
poi anche le attività di tipo sportivo, tanto da dare addirittura il bollino qualità per quelle associazioni sportive che riducono la spesa, la quota di iscrizione alle varie attività sportive i ragazzini, quindi c'è un'agevolazione da parte del comune e un'agevolazione da parte dell'associazione sportiva, e questo va ad agevolare sicuramente le famiglie numerose. I centri estivi, anche le vacanze per i ragazzini, le vacanze estive coloniali anche con 2 settimane, ma una novità importante che si sta analizzando proprio in questo periodo, perché siamo in tema di PAT a livello comunale, è anche una facilitazione, una decurtazione di alcune spese a livello di casa. Quindi cercare di aiutare, di sollevare economicamente per una parte di spesa le famiglie numerose che hanno un carico familiare importante. Certo. Ecco, le iniziative sono tante, però c'è una famiglia che continua a soffrire. E io qua chiederei proprio l'intervento di Paola Milani, un po' da studiosa, da osservatrice anche esterna. Tutto questo, ecco, ha un peso, ha sicuramente un valore, ma ha anche una sufficiente attenzione. Rispondiamo a questo e riprendiamo proprio da Paola Milani subito dopo la pausa pubblicitaria. Ecco, dicevamo poco fa che iniziative per aiutare, per sostenere la famiglia certamente ce ne sono, ma c'è una famiglia che continua a soffrire. Allora, dottoressa Milani, perché? Perché la sofferenza obiettivamente è grande, perché nonostante adesso abbiamo sentito che per fortuna nel nostro Veneto si stanno attivando delle buone pratiche da parte di enti, comuni, regione, sicuramente come regione non facciamo brutta figura nel panorama nazionale, tutt'altro. Però nel panorama europeo, nel confronto con i paesi occidentali, la nostra arretratezza è ai massimi vertici. È uscito questo volume della Fondazione Zancan, è uscito un recentissimo volume sempre del Mulino che si intitola Famiglie sole e che fa un'analisi veramente impietosa della solitudine delle famiglie, nel senso proprio dell'assenza totale di politiche per la famiglia nel nostro Paese. La famiglia numerosa che abbiamo appena visto con i 4 figli è una rarità, mentre è praticamente è molto diffuso il fatto che ci sono molti bambini non nati, cioè quasi in ogni famiglia c'è un bambino non nato, c'è un secondo figlio desiderato e non nato, c'è un terzo figlio desiderato e non nato, proprio perché le famiglie da sole non ce la fanno a fare questo investimento nel futuro. Il figlio è capitale sociale, in tutti i paesi dell'Occidente questo è riconosciuto, dalle nostre politiche, che sono delle politiche sempre attente alla famiglia, però poi di fatto questo non è mai stato riconosciuto. Si è discusso tanto di che cos'è famiglia e non si sono fatte le politiche, questo è l'errore storico del nostro Paese. E per cui si sono persi di vista gli interessi reali, soprattutto dei bambini di fondo, perché i bambini oggi in Italia crescono in una posizione di assoluto svantaggio a confronto di quella dei loro colleghi europei, francesi, eccetera. Ecco, rispetto proprio alle situazioni di altri paesi europei, che cosa manca in maniera particolare? Un esempio molto in sintesi eclatante, in così. soldoni per esempio, faccio i conti tondi non perché siano la media dei redditi familiari nostri, ma una famiglia in Francia che ha 3 figli e 100.000 euro di reddito all'anno ha 30.000 euro all'anno di detrazioni fiscali. In Italia non arriviamo ai 3.000 euro. Nella stessa situazione, per cui in Francia quando si arriva al terzo figlio praticamente la famiglia smette di pagare le tasse e tutti fanno il terzo figlio, perché fatti 2 fai anche il terzo. In Italia fatto il terzo figlio entriamo nella soglia della povertà, la famiglia entra nella soglia della povertà.
questa è una differenza che ci mette in una posizione di svantaggio nei confronti degli altri paesi enorme. Ma vorrei aggiungere un'altra cosa, la questione non è solo economica, cioè direi la questione fiscale, economica è evidentemente fortissima. Però c'è anche una questione relazionale, era quella a cui accennava il Presidente Scantamburlo parlando anche dell'inaugurazione a cui partecipiamo anche noi domani del Centro per le Famiglie. Cioè nella nostra società abbiamo perso l'idea, non so se ci sia mai stata veramente, però credo che oggi dobbiamo lavorare molto per costruirla, che l'educazione non è un fatto privato. L'educazione dei bambini ci riguarda tutti, riguarda i genitori all'interno delle famiglie, gli insegnanti a scuola, gli amministratori nei comuni, gli urbanisti che progettano le città, i negozianti che nei negozi mettono certa merce e poi i genitori non riescono a uscire salvi dai negozi con i loro bambini, gli amministratori che progettano i percorsi degli autobus alla mattina, le associazioni di commercianti che gestiscono gli orari dei negozi in un certo modo, eccetera, eccetera. Cioè, finché l'educazione non è un progetto globale di una comunità di cittadini che pensa ai suoi bambini, i genitori da soli in questa società non ce la possono fare. Certo. E poi siamo tutti pronti, appena succede un guaio in una famiglia, a additare e dire genitori colpevoli. Calma ai genitori colpevoli, la responsabilità dell'educazione è di tutti. Certo, ecco, in questi anni di politica regionale, di questa legislatura, è nato quel marchio famiglia, per esempio, sì, che voleva rispondere probabilmente a criteri come questo, cioè quello di incentivare, sì, di aiutare. Ma quali risultati... Abbiamo messo in cantiere una serie di iniziative. Ma quali risultati ci sono stati? Sì, con lo scopo di porre l'attenzione al valore sociale che ha la famiglia. Perché fintanto che la famiglia la vediamo come elemento di costo e non come investimento anche nelle politiche pubbliche, in un rapporto di sussidiarietà con lo Stato, noi dobbiamo veramente permettere che la famiglia svolga appieno quella funzione naturale, quelle funzioni naturali che ha, quei ruoli naturali che ha, perché sennò che è quello dell'educazione, che è quello della solidarietà, che sono tutte le funzioni che altrimenti quando viene meno la famiglia lo Stato deve sostituirsi spendendo di più. Ecco, era un concetto, oggigiorno invece questo concetto non c'è. Noi abbiamo voluto quindi premiare attraverso il marchio famiglia quei soggetti imprenditoriali, non imprenditoriali, profit, non profit, pubblici, privati che hanno nella loro azione aziendale o istituzionale un'attenzione particolare alla famiglia in quanto soggetto. Oggigiorno ragioniamo solo in termini di singoli. Se si va a mangiare una pizza si paga la pizza per singoli, non c'è la pizza famiglia per la famiglia. Se si fa qualsiasi azione, una tariffa si paga pro capite e quindi è chiaro che più si è in famiglia più si ha difficoltà di accedere a servizi pubblici, di accedere, si vede per esempio la bolletta dell'elettrica, si paga per scaglioni, più consumi, prima nel servizio era molto chiaro anche quella dell'acqua, più consumi più sei penalizzato, più paghi, mentre il maggior consumo può essere dovuto allo spreco e quindi va punito, va disincentivato, ma può essere anche dovuto al fatto di avere maggiori figli e questo fatto non viene considerato. Sì. Ecco, c'è un assieme di cose che non sono, e noi come Regione abbiamo cercato di mettere sotto riflettori queste problematiche, che poi sono interessi, quando si parla di famiglia non si fa una spesa. Se la Francia dopo il terzo figlio, a partire dal terzo figlio, esonera dall'imposizione fiscale le famiglie, perché considera quel terzo figlio, la famiglia numerosa, un valore sociale, un valore per la collettività. In una società che abbiamo un tasso di natalità tra i più bassi d'Europa, un indice di vecchiaia che è tra i più elevati al mondo, dove abbiamo un sistema del welfare, ormai nel capitolo di bilancio regionale continuiamo ogni anno ad aggiungere soldi verso gli anziani che continuano, il mondo degli anziani, il mondo della non autosufficienza, continuiamo ad aggiungere risorse. È un circuito perverso che dobbiamo rompere, noi dobbiamo cominciare a reinvestire verso la parte verso la famiglia, verso i giovani, verso la natalità, altrimenti è un circuito che è un equilibrio che abbiamo perso, che non riusciremo più a raggiungere. Ecco perché l'importanza del figlio in più non deve diventare un problema, deve essere visto come risorsa, e quindi una pianificazione anche economica di uno Stato, si parla spesso di crescita del PIL, di piani di sviluppo, ma non si farà nessun sviluppo del paese se non si riprende la natalità, cioè è un fattore demografico, un fattore fondamentale, come un presupposto fondamentale che per lo sviluppo di un paese e questo non viene oggigiorno considerato, anzi si perseguono politiche sbagliate. Sì.
Sì, prego. Sì, Assessore, sì, è evidente che è anche necessario che l'investimento cresca nel settore anziani perché aumenta il numero, non voglio dire che non serve investimento. No, d'accordo, ci capiamo su questo. Però io dico, rispetto ai minori, per esempio, non so, un piccolo esempio però significativo, la Regione dice da qualche tempo i minori fino a 6 anni non devono restare in comunità, i minori per i quali il Tribunale ha decretato l'allontanamento dalla famiglia eccetera, ma devono essere dati immediatamente in affido. Allora ci siamo posti anche noi come spesso il caso. Allora oggi il giudice fa il decreto, vuol dire che stasera o domattina il bambino deve essere affidato ai genitori affidatari. Così non è necessario un momento nel quale i genitori affidatari vengono a conoscere il bambino, cominciano ad avere relazioni con lui altrettanto. Cioè non è necessario gestire anche un periodo di emergenza il più breve possibile, perché ovviamente ci dicono giustamente gli psicologi, i pedagogisti che il bambino deve entrare in un contesto familiare il prima possibile. No, ma lo dico perché l'impressione è che ci sia anche un motivo di ordine economico che ha indotto ad assumere magari questo provvedimento. Quanto meno il bambino resta in comunità, tanto meno soldi il pubblico spende. C'è un principio, però, scusi, c'è un principio, lo interrompo, ma c'è un principio che di base che per noi ogni bimbo ha diritto a una famiglia. Per noi la famiglia, cioè più che una comunità, un istituto, noi vogliamo che i bambini vadano in famiglia. Che poi ci sono dei momenti magari di ingresso così che sia confrontato, la possibilità anche di non sia un impatto diretto, questo sono d'accordo con lei, però credo che la famiglia sia il luogo ideale per l'accoglienza di un bambino nell'ambito di affido, che poi l'affido comunque è un fatto traumatico. E quindi ovviamente ci devono essere dei genitori preparati, non vanno improvvisato, monitorato la situazione, e questi genitori poi non devono essere abbandonati a se stessi come spesso accade dai servizi. Ho avuto coppie genitori che mi hanno detto noi avremmo potuto fuggire anche all'estero, nessuno sarebbe accorto di questo. Ecco, occorre, chiaro che tutto questo serve però sul principio che sia una famiglia naturale ad accogliere, un bambino, credo che questo non siamo tutti d'accordo. Parlo della gestione dell'emergenza, allora dico, non è che questo provvedimento nasca anche dal fatto che bisogna contenere i costi, allora dico investiamo certamente per gli anziani è necessario, ma per i minori davvero stiamo investendo tutto quello che è possibile? Questa è la domanda. È chiaro che oggigiorno il settore minore è un settore in grande difficoltà. Come dicevo prima, più si fraziona la famiglia e più aumentano anche i costi per i minori a competenza primaria dei comuni. Questo. Più si fraziona la famiglia, più aumentano anche i costi per i casi di affido. Ahimè, stanno aumentando, non è che diminuiscono. Stiamo cercando anche di creare delle forme che siano più personalizzate possibili, perché ci sono situazioni che la famiglia, prima di arrivare all'allontanamento della famiglia, magari per motivi legati a bisogni economici, insomma ci si pensa 10 volte, anzi bisogna piuttosto si aiuta la famiglia, ecco, e quindi cercare delle forme di affido diurno, delle forme, creare dei centri aperti dove che i comuni possono, ne ho creato quando ero sindaco nel mio paese un centro aperto dove c'è situazioni di difficoltà, abbiamo creato dei centri per ragazzi pomeridiani dove veniva monitorata la situazione senza bisogno di allontanarlo dalla famiglia per poi la sera rincasare, ovviamente con il giusto controllo da parte delle assistenti sociali, ecco perché per la salvaguardia del minore. Insomma, poi è chiaro che ci sono situazioni di violenza, situazioni particolari dove è necessario l'allontanamento dalla famiglia, però ecco, avere tutti questi accorgimenti. Oggigiorno purtroppo una famiglia in crisi sta comportando l'esplosione delle situazioni di allontanamento e quindi anche l'esplosione dei costi dei bilanci degli enti locali, e quindi è vero che il ente locale non sempre, è vero, spesso si lamentano, noi abbiamo poche risorse, è vero, ma quando andiamo a guardare le luminarie che si cambiano ogni anno, in un comune sono venuti da me a lamentarsi, ma non abbiamo meno risorse, quest'anno non abbiamo i soldi, però guardate, avete speso 280-300 mila euro per cambiare le luminarie e sono ben maggiori queste risorse di quelle che avreste dovuto impiegare per
per le comunità, per dare una risposta adeguata ai vostri figli. Occorre, in momento di difficoltà, occorre anche stabilire le priorità. Sì. Il discorso vale a tutti i livelli. Questo vale a tutti i livelli. Questo vale a tutti i livelli. È chiaro che io posso dirle che sulla famiglia non è che abbiamo dallo Stato, oggigiorno c'è un sistema di finanza derivata, non è che negli ultimi anni abbiamo visto gli aumenti. Purtroppo. Lei probabilmente saprà che abbiamo tagliato su questo settore ai comuni, necessariamente perché noi abbiamo subito un taglio dallo Stato pari al 70% delle risorse. Vedi le scuole paritarie. Sì, in questi 2 anni, io dico, dallo Stato, per quanto si parli di federalismo e tutti si riempiono la bocca al federalismo, in 2 anni, posso dire, questo dati alla mano, abbiamo avuto il 70% in meno di risorse in ambito sociale. I problemi ci saranno il prossimo anno, il fondo che abbiamo visto, le iniziative che abbiamo finanziato per esempio per le famiglie numerose, il prossimo anno è ancora in definizione finanziaria, ma ad oggi non mi risulta che risorse ce ne siano state stanziate. Quindi il fatto di avere l'azzeramento dei capitoli di spesa rivolti alle regioni, noi cerchiamo di tamponare, abbiamo aggiunto risorse, ma non è che riusciamo a coprire le minori entrate che vengono in un sistema di finanza centralizzato come è oggi. Sì, io credo che sia molto interessante questo dibattito, forse anche, visto che siamo entrati nell'argomento, è anche importante dire che il Veneto è una delle poche regioni che si è dato delle linee guida sull'affido familiare, sì, dove veramente ha cercato di codificare questi passaggi, questi problemi a cui si accennava adesso. Però non credo neanche che sia giusto portare l'attenzione solo sulle famiglie che sono in particolare situazioni di disagio, perché per fortuna sono poche, sono importanti, hanno molti problemi, vanno seguite, vanno destinate risorse a queste famiglie. Però credo che dobbiamo anche vedere che c'è proprio un problema oggi nella normalità della vita familiare. Certo, questo no. E che è questo che ci deve interrogare come cittadini, perché le famiglie normali, che hanno 2 genitori tra virgolette normali, visto da vicino nessuno è normale, dicono gli psichiatri, sì, però l'idea è, diciamo cioè le famiglie normali in questo senso, e con 2 genitori normali che hanno un reddito come 2 insegnanti, 2 impiegati e che hanno 1 o 2 figli, devono stare attenti a tutto. E gli studiosi che studiano queste famiglie, l'abbiamo rilevato anche noi in una recente indagine che abbiamo fatto proprio per conto della Regione Veneto, troviamo le mamme acrobate, cioè le mamme che per arrivare alla fine della giornata devono fare i salti mortali tra lavoro, casa, bambini. Sì. Allora io credo che se non andiamo a mettere un pensiero anche su questa normalità, fra un po' di anni ci troviamo con un numero di famiglie a disagio da seguire che sarà sempre di più in aumento, lo diceva anche lei, è in aumento. Guardi, c'è un altro fattore da prendere in considerazione. Io da assessore sociale mi trovo spesso a fare la gestione di un pronto soccorso, pronto intervento. Appunto. Cioè dobbiamo veramente superare la logica del pronto intervento quando il problema emerge a valle. Dobbiamo veramente cominciare a porci degli interrogativi come società. Che modelli di società diamo ai nostri figli? Che modelli di società presentiamo? Perché se diamo dei modelli sbagliati, poi non dobbiamo lamentarci che da questi modelli sbagliati nascono, che portano a non responsabilizzazione delle persone, non assunzione di responsabilità, al disimpegno, al tutto facile, tutto subito, modelli edonistici, vediamo il grande fratello che appare, cioè chiamo dei miti, delle situazioni che poi, anche quando la coppia si trova, essere genitori, cioè una cosa è una responsabilità, e poi quando di fronte alla prima difficoltà la famiglia salta. Perché pensavo fosse tutto così, una cosa diversa, magari prima, perché noi dobbiamo veramente educare alla responsabilità e quindi il problema è quello che viviamo in una società dove dà tutti impulsi che vanno in direzione opposta a quello che dovrebbero andare, e quindi noi stessi poi alla fine troviamo che i problemi vengono un po' indotti da una cultura generalizzata, da un modo di concepire le cose molto superficiale, molto banale, e dalla banalizzazione di tutto. E quindi alla fine io credo che dobbiamo veramente interrogarci su che tipo di modello di società diamo, perché altrimenti non andiamo a capo, alla fine i problemi saranno destinati ad aumentare invece che diminuire, e quindi faremo sempre la politica del pronto soccorso. Io sono d'accordissimo su questo, cioè che ci sia un problema di modelli culturali alla radice, e nessuno può non essere d'accordo. Il punto è che oltre a questo, a fianco a questo, dobbiamo anche dire quali investimenti economici facciamo nel concreto per sostenere
sostenere la vita delle famiglie. Cioè se una mamma in Svizzera può, fino a che il bambino ha 6 anni, scegliere se lavorare al 20, al 30, al 40, al 50, al 60, al 70, 80% e cambiare il contratto anche 2 volte all'anno di lavoro, e una mamma nostra chiede il part-time e torna dalla maternità e non ha più il lavoro, cioè questo è il punto, e il discorso culturale è alla base di tutto. Ecco, c'è proprio un problema normativo, io credo. Una regione, ma andiamo dal basso verso l'alto, cioè da un comune a una regione, che possibilità hanno di farsi forza, farsi carico di questi problemi per arrivare poi a cambiare delle leggi, perché per esempio tutto il tema del part-time per una mamma credo sia politiche del lavoro che se ne parla da tempo e non si fa nulla. Certamente, parlare di famiglia significa parlare a 360 gradi, cioè non è semplicemente un contributo che si dà nella gestione. Cioè, quando si fa una politica famiglia in Italia abbiamo dato il bonus bebè, abbiamo dato 1.000 euro, abbiamo risolto il problema della famiglia, no? La famiglia è un contesto di politiche del lavoro, di politiche della casa, di politiche sociali, cioè ci sono diversi aspetti che deve essere, ognuno fa la propria parte in un quadro d'insieme coordinato. È chiaro che una delle politiche del lavoro, per esempio, della conciliazione tra i tempi della famiglia e i tempi del lavoro, è uno dei punti deboli del nostro Paese. Ma alla base di tutto c'è il concetto che mettere delle risorse, perché alla fine tutto si riduce a minori entrate per lo Stato o a risorse che devono essere aggiunte, ma mettere risorse nella famiglia uguale nella concezione collettiva e anche di chi gestisce la cosa pubblica, uguale spesa, costo, deficit pubblico. Invece oggigiorno più che mai mettere risorse in questo settore è uguale investimento, perché i deficit, i costi derivati dal squilibrio strutturale della popolazione, di cui ho parlato prima, che d'ora in avanti saranno sempre di più, e se noi non tamponiamo attraverso un'azione di investimento, cioè far sì che la famiglia si rafforzi, svolga pieno le proprie finalità diciamo proprie, che diventano finalità collettive e diventi veramente messa in condizioni di generare maggior numero di figli, come avviene in Francia e in altri paesi. Se non facciamo questo, veramente la situazione degenererà sempre di più e i conti pubblici saranno destinati a peggiorare sempre di più. Se noi pensiamo che la spesa sanitaria nella nostra regione assorbe il 50% della spesa sanitaria è assorbita dalla popolazione che ha più di 65 anni di età e oggi rappresenta il 19% della popolazione veneta. Fra 10 anni arriveremo invece del 19 arriverà al 27% della popolazione veneta. Pensiamo che spendiamo la spesa sanitaria. Ecco, e non ci sarà più nessuno che la paga. Non ci sarà più nessuno che la pagherà. Questo è il problema. Ma comunque la sanitaria sarà per la spesa sociale, sarà la spesa per le case di riposo, sarà la spesa per tutta la nuova autosufficienza, eccetera, eccetera, eccetera. Voglio dire, se non ci poniamo questi interrogativi strutturali, abbiamo una visione di lungo periodo, se la politica comincia a ragionare e dire guardate che aiutando la famiglia faccio il mio interesse, faccio interesse alla collettività, non spendo soldi ma investo, fintanto che non c'è questa concezione, non c'è questa consapevolezza, è chiaro che ci sarà una bolletta che chi avrà più figli pagherà la bolletta più cara. Certo. Succederanno queste cose qui, è una questione culturale, generale. L'aspetto curioso è che tutti d'accordo su questo, la risposta dovrebbe essere tradotta nei bilanci e nei bilanci non accade perché come vediamo ecco, il taglio uno dei tagli è proprio sulle politiche sociali e una fetta delle politiche sociali sono le politiche per famiglia quelle più bistrattate. Deve rinunciare. Lei Assessore diceva prima appunto quando la famiglia si spezza. Allora io prenderei certamente, abbiamo sottolineato e mi sembra giusto sottolineare il fatto che comunque è la famiglia nel suo insieme che va aiutata, che non dobbiamo dimenticare che le marginalità restano comunque marginalità, però c'è una marginalità che sta crescendo. Allora, Micaela Faggiani ha provato a sentire per noi una mamma, 35 anni, 2 bambini, che cosa succede quando la famiglia si spezza. Proviamo a sentire. Siamo con una giovane mamma di 35 anni, mamma di 2 bambini, di una bambina di 4 anni e di un bambino di 16 mesi. Separata, quindi vive sola con i 2 figli. Che cosa significa vivere sola dopo aver costruito una famiglia con 2 figli? Per me ha significato sicuramente dover ricominciare da capo, nel senso che bisogna rivedere equilibri che si erano creati,
sobbarcarsi tutto il peso che comporta una famiglia, soprattutto quando ci sono bambini così piccoli, perciò una quotidianità con ritmi molto serrati, dove bisogna essere organizzati veramente al secondo, dove bisogna sicuramente avere degli aiuti, perché da mamma lavoratrice che comunque è fuori casa 11 ore al giorno, con due bambini così piccoli in età, uno da nido e uno da scuola materna, non si va da nessunissima parte, nel senso che bisogna veramente poter contare sull'aiuto, nel mio caso, di mia mamma, e poi sicuramente anche di strutture come il nido, la scuola materna, altrimenti una mamma si trova veramente in serie difficoltà. Secondo te ci sono degli aiuti da parte della società per le mamme o anche per i papà che si trovano in questa situazione? A mio parere no, quantomeno io non sono venuta a contatto con questo tipo di aiuti, non ci sono né agevolazioni, a meno che una non si trovi in una situazione economica molto prospera e quindi possa permettersi babysitter o comunque rivolgersi a strutture private. L'arte dell'arrangiarsi è sempre la migliore, quella da adottare in situazioni come questa. Secondo te serve più sostegno psicologico o sostegno economico e pratico? Sicuramente psicologico, sicuramente. E se già partiamo dalle persone che ci attorniano, dalle persone su cui si pensa si potrebbe contare, anche i parenti stretti, la realtà è molto deludente, perché comunque sembra che nessuno si accorga dell'appoggio di cui una persona in questa situazione ha bisogno. E ai bambini bisogna spiegare delle cose, bisogna aiutarli, come stanno vivendo questa cosa? Mi è sempre stato suggerito, ma poi mi è venuto anche naturale spiegare le cose in modo molto semplice, per quello che può capire, con parole proprio elementari, anche se spesso mi sono trovata in difficoltà, perché a volte spiegare concetti così complicati con parole semplici, banali, che possono essere comprese da una bambina così piccola, non è facile, per cui spesso mi trovo questi occhioni sgranati che mi guardano con stupore. A volte credo che abbia capito, a volte credo che abbia accettato. Mi dicono gli psicologi che ci vogliono circa 2 anni perché un bambino si renda conto del passaggio che è avvenuto, del cambiamento, e perché accetti la situazione. In realtà non so se i miei figli anzi rientreranno nelle statistiche, so che comunque è molto dura sentirsi porre determinate domande, anche perché sicuramente rimettono in gioco tutto quello che si è cercato un po' di mettere a tacere dentro di sé. Sicuramente ti metterò di fronte alla tua realtà, che comunque è molto, molto triste e molto dolorosa, e quindi ci sono a volte in cui penso che mia figlia abbia accettato e compreso la situazione, magari un giorno dopo fa un'uscita in cui mi fa capire che in realtà la speranza che la famiglia sia ancora tutta riunita, che il papà comunque continua ad abitare con noi, c'è ancora. Per cui ecco, una cosa che posso dire con certezza, proprio per la sperimentazione che ho io diretta della situazione, è che i bambini hanno capacità di adattamento molto molto più elevate di quelle di un adulto. Questo lo dicono, lo si trova scritto nei libri, nei manuali, e io lo sto veramente appurando, è verissimo. Un'ultima cosa, un consiglio che tu daresti ad altre ragazze, ad altre mamme nella tua situazione, così a bruciapelo? Sicuramente di continuare a vivere per i propri figli e di continuare ad anteporre il loro bene davanti a qualsiasi altro aspetto della vita, perché io mi auguro che l'affetto dei figli, la fatica che si è fatto a crescerli, ad educarli, a seguirli appunto in tutti gli aspetti che la vita quotidiana comporta, credo che verrà ripagata e verrà riconosciuta dai figli. Ecco, temi che meriterebbero, e sicuramente li affronteremo prossimamente, ma meriterebbero una serie di trasmissioni di Fatti Nostri, anche perché sta diventando davvero sempre di più questa questione un fatto nostro. Qualche cenno solo questa sera per dire che cosa un'amministrazione comunale, un'amministrazione regionale possono fare su questo fronte, se c'è un margine di possibilità di intervento. Intanto sentiamo a Castelfranco Veneto sì, che cosa succede e come ci si pone il problema. Sicuramente questa è una delle emergenze sociali, effettivamente le nuove povertà sono rappresentate proprio dalle famiglie spezzate.
dalle mamme con figli a carico, ma anche da papà soli che devono trovarsi una casa, pagare l'affitto, pagare gli alimenti e la moglie, cioè in pratica 2 nuclei familiari ridotti all'osso, che si trovano economicamente molto in difficoltà. Sicuramente fare rete con quelle famiglie di sostegno che ci sono all'interno di un territorio, che collaborano anche con l'amministrazione. Penso ad esempio all'interno del PIAF, del piano per l'infanzia, adolescenza, famiglie, che attraverso il rafforzamento di quel tessuto sano che in quel momento può dare agli altri, che sono alcune famiglie che sono educate anche e formate a questo, si può dare supporto alle famiglie che in quel momento si trovano più bisognose. E poi un'altra risorsa sono le associazioni che sono una ricchezza, una risorsa veramente grande. Penso ad esempio a Castelfranco, adesso parlo logicamente per la nostra amministrazione, che ad esempio c'è un centro aggregativo sorto per volontà di alcune maestre in pensione che con la loro volontà e con il loro volontariato offrono un servizio settimanale, ormai da alcuni anni, a quasi 100 bambini. E con alcuni finanziamenti dati dall'amministrazione, dal centro per il volontariato di Treviso, riescono a fornire questo servizio a quei bambini le cui famiglie si trovano in difficoltà. Penso a quei bambini o a quelle famiglie che prima di arrivare allo stadio più grave, come prima accennava il Presidente dell'IPAB. E poi i servizi che stanno attorno all'amministrazione, il servizio del consultorio familiare che lavora in rete con le scuole, insieme con il comune, con i servizi sociali, cioè in pratica bisogna cercare di attingere, certamente pensando che c'è un limite di bilancio, ma cercare di fare di difetto virtù, appunto attingere a quelle risorse che ci sono nel nostro territorio per dare il massimo delle risposte e questo sicuramente dà dei risultati se un'amministrazione ci crede. Certo. A livello regionale, Assessore. Sì, mi pare che quello che è stato detto riassume un po' qual è lo spirito con cui vanno affrontate queste situazioni. Noi abbiamo bisogno di una società che aumenti le relazioni, perché non c'è niente di peggio. Mi scusi, oggi ci sono risposte concrete a queste situazioni che stanno crescendo? Queste risposte concrete sono risposte che vengono date a livello locale, perché non c'è una politica, cioè noi diamo delle linee di indirizzo ovviamente su questo, che poi sono i comuni che danno le risposte concrete, nel senso che le linee di indirizzo vogliono che si faccia sistema anche sempre di più tra istituzioni e terzo settore. Il volontariato è una grande risorsa che abbiamo e quindi il supporto a anche queste situazioni viene spesso dato appunto dalle forze che operano nell'ambito del volontariato, ma altre cose che si potrebbero fare è quella, per esempio questi giorni trovavo dei genitori, diciamo genitori maschi, dei papà, i quali dicono, ma persone che avevano un buon stipendio, i quali, assessore, perché non fa una casa, magari perché non programmate un'abitazione dove ci sono delle stanze con degli spazi che in comune, perché noi possiamo vivere a condizioni che ora invece dove siamo in affitto non riusciamo più, anche pur avendo stipendio, non riusciamo più, una volta separati dalla moglie, non riusciamo più a vivere. Ecco, il problema c'è anche sempre di più anche per i maschi, oltre che per le mamme. E quindi credo creare una rete di relazioni e di supporto, qua c'è da diventare che dei modelli nuovi, cioè il fatto che una ragazza si trovi, una moglie si trovi da sola, magari in certe situazioni con 2 o 3 figli, mi è capitato in questi giorni, magari qualcuno che ha dei problemi, dove il marito magari non passa gli alimenti, veramente diventa un dramma. Creare quindi degli spazi anche abitativi dove ci sia l'autonomia ma anche dei luoghi in comune, di condivisione in comune, potrebbe essere un qualcosa da pensare per il futuro, cioè un abitare che non sia più
che non porti all'isolamento delle persone, ma porti a una riscoperta anche delle relazioni, quindi con degli appartamenti che siano collegati da dei spazi in comune, di condivisione, dove si abbattono i costi e dove si crea anche relazione tra le persone. Ecco, dove non c'è la possibilità magari di avere i genitori, non tutti hanno i genitori, come quella dell'intervista, vicino a casa, che supportano. In molti casi ci sono coppie con i genitori che abitano a centinaia di chilometri di distanza e quindi la situazione si fa ancora più di solitudine, ancora più drammatica. Quindi veramente di fronte a questo fenomeno dobbiamo da una parte cercare di cominciare a fare delle politiche di prevenzione e quindi cominciare dai modelli, come dicevo prima, costruttivi, non che demoliscono la famiglia. Dall'altra, dove il fatto c'è, dove il fatto sussiste, cercare di pensare anche nuove politiche della casa, nuove politiche di sostegno che oggigiorno non esistono. Oggigiorno c'è l'arrangiarsi, come è stato detto, ognuno si arrangia, ognuno bussa alla porta del proprio comune e cerca una soluzione, ma quello dell'abitare per esempio è uno dei grandi temi che andrebbe affrontato, ecco, perché pensare un abitare che non sia più una serie di isole, ma un abitare, non so, delle comunità dove ci siano delle stanze, degli spazi per la mamma col bambino, coi bambini, dove ci siano però anche degli spazi di condivisione comunitaria, perché no? Cioè dobbiamo cominciare, come dicevo all'inizio, a aggregare, non più disgregare, pensare a una società che crei comunità, cosa che oggigiorno invece finora non è mai avvenuto. Ecco, al centro di tutto questo e al centro della famiglia c'è una figura molto particolare che è quella della donna, in fondo, perché lo vediamo anche in queste situazioni, alla fine dove resta, quando si spezza la famiglia, chi la porta avanti la famiglia? Purtroppo noi maschietti nel momento in cui ce ne andiamo, ma i figli restano comunque alla madre, quindi credo che la figura centrale, il perno in fondo resta proprio quello della donna. Noi siamo andati a sbirciare con le nostre telecamere e pregherei la regia di preparare l'ultimo intervento che avevamo predisposto per questa sera. Siamo andati a sbirciare uno spettacolo che ha realizzato proprio questa settimana lo SPES, uno spettacolo dal titolo Un figlio cambia la vita. Una produzione del Teatro dell'Inutile 2009, scritto da Michela Salice per la regia di Stefano Eros Macchi. Abbiamo preso uno degli sketch che ci sembra molto rappresentativo, significativo, poi siccome abbiamo due donne qui presenti in studio, sentiamo se si sentono rispecchiate in questo. Prego regia. Io ho sempre organizzato, controllato tutte le cose, ogni cosa, in modo da essere sicura ed efficiente. Io sono stata programmata per agire in un certo modo e questo mi piace. Ad un'azione corrisponde sempre una reazione, niente di più semplice. Io penso una cosa, la progetto e la realizzo, facile, senza interferenze né interruzioni. Io, che sono dopo 3 anni di gavetta, un vero record per una donna, sono diventata capo del personale. Io avevo deciso che a me non sarebbe mai accaduto. Beh, non prima che l'avessi deciso, ovviamente. Oh, ma certo, l'avevo accarezzata anch'io, l'idea di fare un figlio, ma non ora, non subito. Mi avrebbe bloccata, avrebbe bloccato la mia carriera e poi dovevo tenere buono Giorgio, il mio capo. Oh, l'avevo visto più volte mugugnare lungo i corridoi alla notizia che una di noi era rimasta incinta. Frasi del tipo: oh, ce l'ha fatta proprio sotto al naso. Prima si fa assumere e poi si fa mettere incinta. E io gli davo ragione! Non dico! Ma come si fa a tradire la fiducia del proprio capo? Come si fa a tradire la fiducia di chi sta investendo su di te? Io, la peggiore delle traditrici, non più uomo di fiducia, ma femmina come le altre per essere rimasta incinta. Certo che è assurdo, Far sentire in colpa una donna perché sta mettendo al mondo un figlio. Comunque con me la manovra del senso di colpa non ha proprio funzionato. Perché, vedete, io ho lavorato fino al 7° mese di gravidanza. Io mi sono organizzata in modo tale da non interferire assolutamente
i permessi di maternità, insomma, tutto, perché secondo me oggi la società è cambiata. Oh, ma certo, ti vieni incontro in ogni modo. E se sei efficiente e organizzata, tuo marito si prende il part-time di maternità. I nonni, che ovviamente sono già in pensione e in salute, possono tenersi con figli almeno 4 pomeriggi la settimana. Se hai un buon stipendio, che ovviamente giri alla babysitter, che va messa in regola, nonostante il mutuo e la rata della macchina. Se hai una brava domestica che ti pulisce anziché distruggere, ma soprattutto, se hai delle amiche, un bel gruppo di amiche che si fanno in 4 per venirti incontro. È tutto più facile, no? Certo, tu ti puoi realizzare comodamente come donna, come madre, come professionista, 3 in 1, come in un'offerta speciale al supermercato. Wow. È speciale, eh? Devi essere, altrimenti, ragazzi, non ce la fai. Ecco, devi essere speciale, altrimenti non ce la fai. Credo che, ecco così, questo scorcio di spettacolo teatrale piuttosto divertente, ma drammaticamente divertente, si sono sintetizzati anche tanti aspetti che abbiamo discusso questa sera. Siamo proprio in conclusione. Io chiedevo, vi sentite rispecchiate? E ha ragione, cioè chiaramente lo ha detto in maniera ironica, c'è una società che ti aiuta in tutti i modi. Lo abbiamo visto, non è così. Paola Milani. Sì, no, sarebbero tante le cose da dire. La cosa principale mi sembra questo mito della performance che ha invaso un po' tutti i campi della nostra società adulti e anche la maternità, anche la genitorialità. Cioè bisogna essere genitori perfetti, mamme perfette, in forma, capaci di gestire il lavoro, la casa, la famiglia, eccetera. Questo non fa parte della realtà. I bambini vogliono dei genitori normali, Winnicott diceva sufficientemente buoni, e che siano disponibili a un incontro veramente umano con loro. Il problema di fondo è che siamo in una situazione di arretratezza culturale, abbiamo detto stasera, rispetto alle politiche, rispetto alle reti sociali, rispetto alla cultura educativa, ma anche rispetto alla corresponsabilità fra i sessi ancora. Per cui lei prima diceva la figura centrale resta la donna. In Italia, perché ormai negli altri paesi invece la corresponsabilità, soprattutto nelle funzioni educative nei confronti dei figli, c'è. In Italia non c'è. La donna dedica al lavoro nella famiglia almeno 4 ore al giorno, l'uomo siamo sui 30 minuti al giorno, ci dice l'Istat. Certo. Allora questo è un cammino da fare, non perché ci interessa l'emancipazione della donna, questo è un discorso vecchio che credo non abbia più senso, ma perché ci interessa il benessere dei bambini, perché ci interessa che i bambini possano crescere con 2 genitori, anche quando questi genitori si separano. Questo credo che sia importante. Una delle sfide maggiori che la famiglia sta compiendo oggi è che ci sono delle famiglie che provano, e che sono in aumento, come lei diceva, che provano a disgiungere la dimensione della coniugalità dalla dimensione della genitorialità, che invece per cultura, per tradizione, noi eravamo abituati a tenere insieme. E sappiamo che se già è difficilissimo educare i bambini tenendo insieme le 2 dimensioni, è sicuramente più difficile quando queste 2 dimensioni vengono disgiunte. Allora non è il problema di definire la famiglia per sostenerla, è di dire che lì dove c'è una relazione educativa tra un adulto e un bambino ci deve essere un sostegno della comunità. Certo. Sandra Piva, proprio una battuta conclusiva così. Sì, Lei, la donna, io madre, insegnante e anche consigliere comunale e presidente di una commissione. Sì, sì, certamente questi ruoli che la donna viene ad assumere si possono avere e sostenere se c'è una progettualità all'interno della famiglia, una condivisione di un percorso con il proprio coniuge, in modo tale da sentirsi supportati nei momenti belli come anche nei momenti non belli, meno positivi, anche attraverso un confronto dinamico in situazioni difficili che può far crescere la coppia. Quindi sicuramente deve esserci un supporto da parte dell'altra persona che ti aiuti a condurre
la famiglia, perché la famiglia è composta da due persone, non solo dalla donna. Certo. E proprio in conclusione, 30 secondi, Assessore, la sfida per le politiche per la famiglia della prossima legislatura, quale potrà essere? Quale dovrà essere? Dovrà essere sicuramente Un quella... punto, diciamo, perché sicuramente abbiamo visto la complessità del problema, richiederebbe Certamente le quali competenze si intrecciano tra statali e regionali, cioè le politiche del lavoro sono competenze prevalentemente statali, come quelle fiscali, eccetera, ma io credo, per quanto può fare la Regione, è quella di mettere al centro veramente la famiglia in quanto soggetto capace di svolgere una serie di azioni che oggigiorno vengono sempre più esternalizzate. Si rischia di arrivare al paradosso che i genitori vanno a lavorare per pagare la babysitter a casa, per pagare il nido, per pagare la casa di riposo, e tutti usano stipendio quindi per sostituire a quelle funzioni che dovrebbero fare loro naturalmente altre persone. Questo è il paradosso estremo della società, quindi occorre trovare un punto di equilibrio, di conciliazione tra le cose, e io credo che lo sforzo della Regione dovrà essere quello di investire sulla famiglia e facendo fare alla famiglia quelle cose che spesso la società e le istituzioni sostituiscono, quindi rafforzare la famiglia far diventare la famiglia un coattore delle politiche sociali e non semplicemente un soggetto destinatario di elargizioni o di politiche, ma un protagonista, non semplicemente una comparsa. Ecco, farlo diventare un protagonista e co-gestore delle politiche sociali, quindi coinvolgerlo in un rapporto di sussidiarietà come soggetto attivo, credo che sia la sfida principale per il prossimo futuro. Ecco, dobbiamo proprio chiudere e avremo modo comunque di ritornare su questi temi. Abbiamo visto che è un tema estremamente complesso, io ho cercato di mettere insieme tanti elementi anche per renderci conto della complessità di questo problema. Se la famiglia è in crisi, lo è per tanti motivi, non soltanto dal punto di vista economico, ma di tutto questo ritorneremo a parlare. Vi lascio ora, subito dopo la pubblicità, le storie di fatti nostri. Questa sera sarà Giulia Salmaso a raccontarci una storia nel Vicentino, la storia di due imprenditori, padre e figlio. Una sorta di due generazioni a confronto sulle scelte del futuro che sono per se stessi ma anche per gli altri, e quindi storia di due generazioni ma anche storia di una comunità, di un paese, come vuole essere appunto il nostro programma. Grazie allora per averci seguiti. Settimana prossima ci ritroveremo per l'ultima puntata di Fatti Nostri di questo 2009 e parleremo di economia per fare il punto sulla situazione economica e soprattutto per quel che riguarda la vita delle aziende, un tema che ci riguarda anche questo molto da vicino. Grazie e buona serata.